Hola amigos, buonasera ragazze e salve guagliù. Per me buon pomeriggio, sono le 14, quasi le 14 meno 10. Allora ragazzi, Napoli che vince, stravince, convince. Lecce impaurito, debole ma con molta volontà e ha mostrato delle cose anche un poco di aggressività, un po' di tecnica che io credo gli permetteranno di avere una salvezza. Che io vedo un Lecce abbastanza vivace, abbastanza comunque stanno messi bene. Il problema sono stati, forse c'è stata l'aggressività del Napoli che gli ha un po', come posso dire, tolto il coraggio e il gioco che volevano esprimere, soprattutto quando si trovavano in svantaggio. Il Napoli ha continuato a pressare, ha continuato ad aggredire alto come Ancelotti vuole, d'altronde. Ragazzi, Napoli 4, Lecce, o meglio, Lecce 1, Napoli 4. La quarta giornata si è conclusa, o quasi, mancano le partite serali. E niente, io sono abbastanza soddisfatto di questa vittoria. Sì, possiamo pure dire che c'è stato il gol subito, come sempre, il gol subito, però ragazzi, comunque alla fine sono 8 gol subiti del Napoli. Se li analizziamo, uno è stato una Torito, due sono stati rigori. Alla fine, comunque abbiamo un attacco che sta massacrando le difese avversarie. Ogni volta mi devo mettere gli occhiali perché luccica troppo. Poi, un attacco che luccica. Oh. Vabbè, ragazzi, che dire, veniamo alla partita. Gol che sblocca il risultato di Loriente. È stato un gol da vero attaccante. Lui che si fa trovare sempre pronto nella posizione pronta nel momento opportuno. Anche il secondo gol, che sarebbe il suo secondo gol, che sarebbe il quarto del Napoli, è diciamo avvenuto per una sua, come posso dire, è stata una sua bravura, una sua grande esperienza di Lorient di farsi trovare nel momento giusto, nel punto giusto. Il primo è stato su un tiro di respinto di Milik, che per me meritava il gol oggi, ma avrà tempo per realizzare i suoi gol e far valere le sue capacità, il nostro compagno polacco Arkadiusz Milik. Dicevo che l'Oriente segna il primo gol su una respinta, su un tiro respinto di Milik, poi c'è stato il raddoppio di Insigne sul rigore, ci sono state varie polemiche, dirò la mia su questo. Nuove norme sui rigori, sul VAR, sui portieri, cioè per me sono tutte cazzate perché comunque sono stati molto puniti, sono stati molto danneggiati i portieri con queste nuove norme. Il portiere che non si può muovere con entrambi i piedi. C'erano già delle regole un po' rigide sui calci di rigore, ma che venivano rispettate da nessuno. Forse venivano rispettate solo a favore o contro. Non voglio neanche nominarli, però. I colori già, i non colori già descrivono tutto. Dicevo, portiere del Lecce che fa i due passetti avanti e quindi rigore da ripetere. La nuova norma dice che deve almeno avere un piede sulla linea, così non è stato. Calcio di rigore ripetuto, fortunatamente per noi, perché Insigne se l'aveva fatto parare, battuto malissimo. Insigne quando non tira sul suo angolo, sul suo lato, sa da fa un hangar e 10 ne sbagli. Secondo rigore, ammonizione del portiere per regolamento. Secondo rigore che quasi non
veniva annullato dopo che Insigne aveva segnato perché il portiere ancora una volta aveva fatto il suo passetto avanti, fortunatamente per lui, lasciando un tallone sulla linea, e quindi rigore convalidato, segnato di Insigne, Napoli sul 2-0. Dobbiamo anche dire che però c'è stata comunque l'invasione dell'area, se vogliamo guardare tutti i regolamenti, anche sul secondo rigore. Vabbè, comunque alla fine sono tutte cazzate questi regolamenti che tendono solo a fare polemiche, anche sul fatto che ogni tiro nell'area di rigore, ogni tiro ribattuto con le mani, ogni palla che va sulle mani dei difensori, diciamo della squadra che sta difendendo, è rigore. Questo qua c'era rigore tutta la vita. Budite proprio fa polemiche, carissimi Rubentini. Perché? Perché questo, anche se fosse stato il vecchio regolamento, il era rigore tutta la vita, che era un tiro che andava verso la porta, difensore che ha aumentato il suo volume, anche se stava di spalla, fatta così, rigore tutta la vita. Potremmo fare polemiche su altri rigori, tipo quello che abbiamo avuto contro la Fiorentina, che là proprio il regolamento è proprio là, mamma mia. Vabbè. Che dire, rigore del Lecce per il Lecce che accorcia la distanza sul 3-1 dopo il gol di Fabian Ruiz, golasso di Fabian Ruiz, che per esultare davanti alle telecamere l'arbitro l'ha ammonito perché pensava che stava prendendo in giro i tifosi del Lecce, invece così non è stato, vabbè. Rigore per il Lecce, io penso ingenuo da parte di Ospina, ma che ci può stare, non so se era dentro o fuori l'area perché il replay non l'ho visto, però dall'immagine che ho vista in primo piano lui tende, anche pur non toccando, ma non prende il pallone e quasi diciamo prende l'avversario e quindi è rigore. Io penso che sia rigore nettissimo. Lecce che accorcia le distanze 3-1, dopo sulle ali dell'entusiasmo prende anche un palo, o con uno spina ormai battuto, e fortunatamente per noi c'è l'Oriente nel punto giusto e momento giusto, e Napoli dopo vari tentativi di contropiede falliti, direi, Lecce che appunto sull'area dell'entusiasmo prende il palo e cerca di comunque mettere in difficoltà la difesa napoletana, riesce comunque ad allungare ancora sul 4-1 con l'Oriente. Io penso sulle prestazioni, sono abbastanza soddisfatto, sono un po' le seconde linee che hanno giocato oggi, un po', diciamo no le seconde linee, quelli che comunque non stavano giocando, Zelischi, Milik, Maximovic, poi è entrato anche Luperto, Ospina, chi c'era più? Marquit. Comunque Gulam è ritornato a giocare titolare, anche se comunque sta ancora recuperando la forma, però io penso che ha fatto vedere qualcosa in più. E Koulibaly, boh, non le spendere parole, ha fatto pari salvataggi, recuperi, mostruoso Koulibaly, calli tu, mamma mia. Che dire, ragazzi, Insigne è ancora un po' perso, però comunque devo dire anche che il portiere avversario ha fatto un intervento su un suo tiro miracoloso, quindi poteva anche starci il gol su Insigne. Sto parlando sul quarto gol, se non sbaglio, quello là di Loriente, il secondo di Loriente. C'è stato un tiro di Insigne, salvataggio del portiere. Niente, vabbè, l'arbitraggio è stato abbastanza buono, direi, sopra la sufficienza. E niente, a parte per il cartellino di appunto Fabiano Ruiz, là non è che può usare il VAR, però cioè, si era visto che andava verso la telecamera, però vabbè, speriamo che non sia un'ammonizione che costerà caro allo spagnolo. Che dire, ragazzi, su altre prestazioni Marquit niente male. Fabian Ruiz ha fatto un bel gol e ha fatto vedere qualche altro tiro, stessa cosa anche Zelischi. Milik che ha cercato il gol, per me lo meritava.
e poi sono entrati appunto Lozano, Callejon e Lozano, Callejon, beh, Lozano ha fatto vedere pure qualcosa nel finale, Luperto. Vabbè ragazzi, io sono fiducioso, la difesa sta reggendo comunque, certo che era il Lecce, però comunque è un Lecce che ha tentato più di una volta la via del gol, ci siamo comunque messi bene in difesa, un po' sfortunato il Lecce devo dire, risultato potrebbe essere un po' cattivo, un po' esagerato, però se guardiamo il primo tempo è stato giocato tutto nell'area metà campo del Lecce, quindi cari leccesi non potete ricriminare niente perché comunque partite sanno a è vero che se Lecce usciva fuori veniva proprio punito subito dall'attacco partenopeo che sta in grande forma, anche se Ancelotti ha cambiato un po' le carte, sono sempre giocatori che giocano a memoria da anni, quindi mettono in difficoltà qualsiasi difesa. Classifica che si muove, Inter che va al comando, io aspetto l'Inter giocare qualche partita più difficile perché il Milan pure sta sanguaiati, almeno questa prima parte di campionato. Vabbè, la Juve vince di recupero dopo che stava perdendo 1-0. Io penso che comunque classifica abbastanza giusta e equilibrata. Roma che vince sul finale. Ragazzi, campionato che si fa interessante. Prossima partita infrasettimanale, se non sbaglio, contro il Cagliari. Io vi invito sempre a lasciare un like o un dislike, io accetto qualsiasi critica, non offese, perché io dovrei fare un video su alcuni juventini, però sinceramente ci vengo proprio la soddisfazione. Io vi lascio lì ad accusare, perché accusatemi da Sarri, ma finiamo il bel gioco, sapere proprio, invece il Napoli, mamma mia, mi ruscicano gli occhi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, noi ci vediamo la prossima partita, sempre Forza Napoli, fate i bravi, lo voglio bene, dal vostro Luigi Angiasù, Forza Napoli!